Rieccoci qua. Allora, volevo chiedere a lei, Presidente, l'aspetto che abbiamo accennato giustamente, però è importante, relativo a questi dipendenti che non sono più garantiti. Non lo sono, gli artigiani hanno già manifestato in modo eclatante, però ci dimentichiamo di tutti gli studi professionali, appunto c'è i dentisti, ci sono tanti dipendenti, gli studi degli avvocati e via dicendo. Questi non hanno più la garanzia. Vabbè che la cassa integrazione in deroga ha difficoltà a essere finanziata anche per gli altri mortali che prima avevano la certezza, adesso anche in Regione Veneto sembra che ci sia qualche mese, poco più di benefit. Esatto, per quest'anno la cassa integrazione in deroga è stata portata a una copertura di 5 mesi e quindi è stata ridotta di molto la copertura per tutte. A noi ci hanno lasciato, come dicevamo prima, tranquillamente fuori. Ecco, ma quando è venuto questo? Quello che tanti si chiedono, ma voi non vi siete sollevati? Assolutamente sì, noi ci siamo mossi in varie direzioni. Tra l'altro ho qui una lettera del 2 gennaio che ho scritto al Ministro Poletti, per dire, cioè non è che siamo stati inerti. A cui avete ricevuto una risposta? No, naturalmente nessuno, no. Ma ci stiamo muovendo anche in ambiti nazionali, quindi in ambito regionale a suo tempo, perché questa storia parte dal novembre del 2013, anche i sindacati di categoria, giustamente perché tutelano i lavoratori dipendenti, ma anche la stessa Regione Veneto negli accordi Stato-Regione aveva fatto presente questa situazione, cioè che stiamo trattando i dipendenti, i lavoratori dipendenti in maniera disuguale. È anticostituzionale peraltro, perché i lavoratori sono tutti lavoratori tutelati dalla Costituzione. Come dicevamo, per noi non è tanto l'intervento, perché in effetti i numeri che ho visto di intervento di richiesta degli studi professionali di cassa integrazione è stato, rispetto agli altri, ovviamente abbastanza limitato. È proprio l'indirizzo politico che ci dà fastidio. Poi ovviamente per quanto riguarda la tutela dei nostri dipendenti, io faccio parte anche del nostro ente bilaterale nazionale, anche qui sulla bilateralità, giustamente come diceva un sindacalista nella trasmissione precedente, bisognerebbe parlarne perché sì, è poco conosciuta. Ecco, noi col nostro ente bilaterale stiamo studiando degli interventi che vadano a essere sussidiari rispetto a quello che non fa l'esecutivo. Sussidiarietà peraltro che ormai diciamo così, lo Stato ha dato a questi enti bilaterali, siccome non ce la fa più in certi interventi, ha delegato alle parti sociali di mettersi insieme per sostituire lo Stato stesso. Ma come dicevo, questo è un argomento che meriterebbe ben più altro spazio. No, ma magari lo faremo, lo dedicheremo anche perché effettivamente poi anche curiosità, voglia di sapere ce n'è assolutamente, quindi questo è importante. Chiedo a lei, voi siete qui da noi in studio, però siete freschi, diciamo così, di Costituzione, di passaggio, no? Sì, la giunta di Confprofessioni che noi rappresentiamo è stata nominata nell'ottobre del 2014 e quindi adesso noi stiamo facendo tutta una serie di passi istituzionali per presentarci nei confronti delle istituzioni, ma anche per cercare di cogliere le opportunità che ci vengono date a livello di finanziamenti. Prima parlavamo in senso negativo dell'Unione Europea, ma l'Unione Europea è anche una fonte di finanziamento notevole e quindi cercheremo di andare a conoscere prima per poi attingere ai fondi europei. Certo, finora come Confprofessioni non ne avete beneficiato? Finora come Confprofessioni abbiamo partecipato ad alcuni bandi del Fondo Sociale Europeo, però non ai bandi che riguardano la programmazione 2014-2020 che sta per uscire. Questo per creare comunque anche una rete, nel senso che siamo individualisti, abbiamo detto prima, però per concorrere in Europa bisogna avere una dimensione e questa dimensione, se non ci mettiamo nei grandi studi, dobbiamo crearla attraverso una rete che noi anche attraverso queste trasmissioni contiamo di costruire, contiamo di andare a formare. Assolutamente, però è difficile anche partecipare a questi bandi per voi come liberi professionisti, se lo è per le piccole imprese, immagino che sia anche difficile, cosa dice? Sì, è difficile. Cioè dovete impostare, forse dare un'impostazione anche diversa o no? È perché probabilmente
probabilmente non ci avevamo mai pensato. Vogliamo partecipare e essere in Europa, però i bandi li guardiamo o non li guardiamo. Questo colpisce soprattutto i laureati, cioè quella parte di tecnici che comunque hanno la laurea, non i triennali, perché io li considero i triennali più vicini ai diplomati come sono io. È il poter, come si può dire, portare a conoscenza, stimolare il fatto che i liberi professionisti laureati comunque partecipino, che si avvalgano comunque delle molte specificità che ci sono all'interno delle libere professioni. Io parlo modestamente dei periti industriali. Noi abbiamo 27 specializzazioni, quindi copriamo tutto il sapere, non tutto il sapere, per carità. ma siamo radicati e conosciamo molto. Nulla vieta che a partecipare a questi concorsi insieme ai laureati ci siano i diplomati per le loro specificità e per le loro conoscenze che sono notevolissime, notevolissime. Si tratta soltanto di mettersi in gioco. Per mettersi in gioco bisogna comunque stare insieme, ecco qua, non c'è una legislazione, per esempio, che preveda chiara sugli studi associati. Noi abbiamo chi deve versare alla propria casa il 5%, chi il 4%, all'ente pubblico bisogna versare il 2%, c'è una differenziazione fra i laureati e i diplomati. O qui facciamo un po' di chiarezza e diamo la possibilità a questi studi che nascono, che possono essere associati, di poter poi fatturare nel modo che per gare devono fatturare, quindi a ognuno il suo, voglio dire. Non abbiamo chiarezza. Non c'è chiarezza. C'è quindi complessità di sistema anche per quel che certo, mi permetto di far osservare, per esempio, i tecnici sono circa nel Veneto poco meno, sono sui 12.500 ingegneri, 12.500 altrettanti architetti, poi ci sono 8.500 geometri, ci sono 6.000 periti industriali, 1.800 periti agrari e 1.500 agrotecnici, quindi siamo molti. Cosa succede? Che la crisi ha fatto sì che i laureati, quelli che hanno uno studio a livello più alto, si iscrivono nei loro rispettivi ordini, però svolgono delle attività e svolgono quelle pratiche che solitamente andavano ai diplomati, quindi ma questo lo sappiamo. E quindi ma non lo sto dicendo come invasione di campo, no, come lo sto dicendo perché c'è difficoltà notevole e quindi pur di rimanere nel territorio si adeguano a fare questo percependo poi alla fine quello che abbiamo sentito poc'anzi. Ma questo avviene anche all'interno delle aziende, cioè non c'è più la distinzione, c'è il laureato, dobbiamo fare le fotocopie, il lavoro, i laureati fanno gli operai, perché certo. Pur di lavorare c'è uno sfasamento che nel resto del mondo non avviene, attenzione, ed ecco perché abbiamo anche la fuga, perché uno non si sente gratificato per quello che ha fatto, che ha studiato, eccetera, va all'estero e a un certo punto si trova incasellato al posto giusto, non subito, però insomma in minor tempo che non in Italia. Poi fanno la domanda di andare comunque a lavorare nelle fabbriche in catena. Non dicono che sono laureati, perché? Perché non pone dignità, d'altronde nei confronti dei genitori mica possono stare alle loro in casa fino a 105 anni. Assolutamente. Un po' di dignità devono fare la loro famiglia come l'abbiamo fatta noi, però tendenzialmente fanno fatica a mettersi in gioco e bisognerebbe stimolarli, avere la fiducia dei propri mezzi. Bisogna essere convinti e allora qualcosa succede. Assolutamente. E tra l'altro voi siete una categoria, a parte magari anche il discorso dell'iscrizione, uno non sa che esista, con professioni, che è in continua crescita perché tantissimi dirigenti, ex dirigenti aziendali diventano partite IVA ineluttabilmente, cioè non hanno altra chance, diventano consulenti esterni perché sono stati espulsi dal mondo del lavoro in una falcidia generale. Tra l'altro a una certa età, 55 passa anni, quindi con una professionalità straordinaria acquisita, ma non sono più appetibili perché troppo costosi per le aziende italiane. Assolutamente sì, c'è stato un incremento, difatti i numeri che davamo prima, avevamo fatto un'indagine come Confprofessioni nel 2005 ed eravamo attorno ai 70.000, come dicevo prima,
siamo attorno agli 80.000, quindi c'è stata una crescita, però purtroppo questa crescita è venuta in un momento di crisi che quindi ha penalizzato un po' tutti, perché la torta da dividere chiaramente non basta più. Ecco quindi che arriviamo a quelle situazioni di cui discutevamo prima, cioè introiti molto limitati, e purtroppo però la crisi ci ha colpito tutti. L'unica speranza è un lumicino all'orizzonte, si sta vedendo. Ci vorrà molto tempo e non ritorneremo sicuramente più a livelli precedenti, assolutamente. Sì, prego. Come diceva lei prima, libera professione, anche con l'esempio adesso dei dirigenti, non è a volte una scelta, come era nella mentalità dei miei tempi. Io ho scelto di fare il libero professionista e avevo avuto altre opportunità perché il mio carattere, il mio modo di essere, mi portava lì. Oggi molti giovani che si laureano devono fare i professionisti perché non c'è altro. Ma anche voi pensate che sempre nella mia professione il veterinario dipendente del sistema sanitario nazionale era un punto d'arrivo per la professione. Oggi stiamo assistendo a un blocco del turnover nel campo sanitario per cui non ci sono più assunzioni. Ho dei dati che dal 2007 al 2012 oggi contiamo circa 350 dipendenti pubblici del sistema sanitario nazionale come veterinari e ne abbiamo persi 30 posti in 5 anni. Non sono dei numeri enormi, ma ti danno l'indicazione che in quel comparto i veterinari non ci entrano più. E questo e poi mi fa tornare in mente quello che dico, quello che lei diceva all'inizio, è quello in riferimento alla crisi di cui parlavo prima. Cioè noi, e penso a ciò che diceva il commercialista, tra il dipendente, la situazione del dipendente che vede la sua busta paga e noi. Cioè noi alla sera, se lì non ci sono dei denari, se non è entrato un cliente, noi non abbiamo nulla. Sì, infatti. È veramente drammatico. Cioè non è entrato un cliente, è entrato un cliente che ha pagato. Perché tanti lavoro, pieni di lavoro fin grazie qua, a Dio, però. nella mia professione, grazie a Dio, il fatto che non pagano è meno... C'è, però è meno... Medici e veterinari è vero, perché, perché c'è l'abitudine a pagare subito, quindi qualche volta succede che come a fine nelle campagne visita, una volta in natura, no? Si portava a fine al visita medico, ti dicono non li ho, però è sì. una minoranza, mentre per altre professioni... Penso a quelle tecniche proprio a questo punto, cioè lasciamo perdere. Ma anche per le nostre, perché a volte noi come commercialisti, in misura minore anche i consulenti del lavoro, siamo visti come la longa manus del fisco, siamo visti come degli esattori. In realtà noi dobbiamo mediare perché, come diceva il Presidente, a volte noi dobbiamo svolgere delle attività per conto della pubblica amministrazione. Siete intermediari della pubblica amministrazione. Esattamente. Con oneri tra l'altro anche di responsabilità. Responsabilità, polizze assicurative. Che sono aumentate? Assolutamente sì. Quindi dobbiamo da un lato fare il lavoro per la pubblica amministrazione e dall'altro dobbiamo anche seguire e consigliare i nostri clienti. Quindi noi come clienti abbiamo le imprese, abbiamo i privati, sono questi i nostri clienti, però bisogna tener conto anche che adesso c'è stato affibbiato un lavoro che prima veniva svolto dalla pubblica amministrazione. Quando io ho iniziato a fare la professione, i bilanci delle società di capitali venivano portati allo sportello della Camera di Commercio. Adesso i bilanci vengono trasmessi dai nostri studi via internet. Ecco, adesso, visto che lei è commercialista siamo anche verso il termine, il discorso dell'ISE, che è un'altra piccola rognetta. Dal 1° gennaio 2015 l'ISE, che è l'acronimo di indicatore per la situazione economica equivalente, è cambiato. È cambiato e diventerà sempre più importante perché, per fare un esempio, il bonus bebè, anche quello viene calcolato, viene percepito in base all'ISE. Ci sono molti più parametri da indicare e anche noi come liberi professionisti siamo a volte terminali di qualche CAF costituito da colleghi e quindi siamo comunque in grado di fare le prestazioni legate a 730, ISE e quant'altro. Perfetto, siamo arrivati al termine. Quindi vi auguro naturalmente un buon lavoro, speriamo di potervi avere presto per aggiornare anche coloro che fanno parte delle professioni, sono tantissimi, partite IVA e non soltanto, di qual è la situazione, come si sta andando avanti, speriamo in meglio, vi auguriamo anche voi buon lavoro, in bocca al lupo, che avete intrapreso un'attività di rappresentanza molto importante e significativa, soprattutto in un momento di crisi e di cambiamento come questo attuale, e con questo io ringrazio voi telespettatori di averci seguito, i nostri
vari ospiti e noi ci vediamo come sempre prestissimo.